Buongiorno Facebook e buona domenica a tutti e buongiorno a tutti voi, lo spettacolo di spettacoli. Oggi siamo nel magazzino a casa per cucinare un po' di pesce. Oggi facciamo, cozzo scoppiati ci sono, però non vi farò vedere questo. Intanto di nuovamente buona domenica a tutti voi. Aspettiamo tutti i collegamenti, oggi facciamo fettucce all'aragosta. Marron Rogan, tutte in live, dove che cerchiamo? Un spettacolo di spettacolo. Aragosta fresca, naturalmente. Pomodorino datterino, peciosino. Facciamo una diretta per sentire il sapore del mare, tutto qua. Fettucce, ciafalata bronzo su spettacolo di spettacolo che andiamo ad abbassare adesso subito. Ricordiamo a tutti i miei follower in diretta live un spettacolo, fettucce. Adesso loro se ne abbassano da sole. Andiamo a fare il procedimento per fare sta bellissima fettuccia all'aragosta. All'ultimo ci facciamo fare la crema e facciamo una cosa veramente buona. Dico, non è un piatto molto economico, però una persona che lavora tutti i giorni, una volta ogni tanto si può passare qualche capriccio. Ci siamo? Ok, non è che non la potremmo mangiare tutti i giorni all'aragosta, però una volta tanto ci sta pure. Ah, fai fare scienza, ma dove fa? Olio extravergine di oliva locale, ok. Qua c'ho due spicchietti d'aglio tagliati a metà. Andiamo a accendere il fuoco e facciamo questa bella fettuccia all'aragosta, tutto là. Mescoliamo un po' la pasta, che è una pasta che tiene almeno 13 minuti. 13 minuti di cottura, ok? Poco tempo ci vuole. Andiamo a far scaldare l'aglio, aggiungiamo aglio, avvicinati qua così ci facciamo un bellissimo primo cambio. Aglio e un po' di peperoncino a piacere. Io ce lo metto, che a me mi piace, ma dove? Aspetta. Facciamo rosolare l'aglio, poi la togliamo e andiamo a mettere le nostre aragoste già tagliate a metà e piveti intestini. Ok ragazzi, buona domenica sempre a tutti voi. Un spettacolo di spettacolo oggi da casa. C'ho un piccolo magazzino dove c'ho questa cucina e facciamo qualche direttina anche la domenica. Di solito li facciamo sempre al negozio. Oggi da casa. Facciamo rosolare l'aglio, faccio un bello primo piano, non essere bella aragosta. Ragazzi, stamattina erano viva, però io, giustamente, per rispetto degli animali, non vi ho fatto vedere che sono morte in diretta. Guarda che sono belle, ragazzi, sono spettacolari via. Salutiamo la pescheria di Alfredo di Santa Flavia, che li vende lui. Salutiamo tutti i siciliani sparsi nel mondo, un spettacolo di spettacolo. E allora ragazzi, abbiamo fatto soffriggere l'aglio e adesso lo mettiamo da parte e mettiamo le nostre quattro aragoste a panza sola, ragazzi, così, guardate, avvicinate di nuovo, panza all'insù, ok, un paio di minutini che si riscaldano e sfumiamo con brandy. Però se non avete il brandy potete mettere il vino bianco, chi usa anche il cognac fate voi, io uso il brandy, ok? Direttina che durerà un paio di minuti in più, ragazzi, perché posso dire tutto un procedimento di come fare questa magnifica fettuccia all'aragosta, ok? Fate sempre attenzione quando buttate l'alcol nella padella, perché può fare un flambè e va bruciato tutto. Giusto, ma non è lo spettacolo di te. Andiamo a sfumare. Facciamo evaporare tutto il brandy e poi mettiamo le aragoste così da parte. Vedete ragazzi? E al centro andiamo a buttare il nostro datterino. Vedete come diventa un gusto spettacolare, ragazzi. Spettacolare, vedi? Guarda che secca, ma non è. Ok. Pomodorino datterino. Se avete il ciliegino potete mettere un ciliegino, non ci sono problemi. E allora l'alcol è quasi evaporato, ragazzi. Una giratina leggermente, così. Spettacolare, da lì cerca, ragazzi.
farci prendere un po' di calore anche alla polpa e poi li cuciniamo di nuovo. Non li fate cuocere troppo le ragozze, sennò diventa duro. Allora, quando accianci, andiamoci a mettere il nostro datterino, dai, quando lo spettacolo. Ok, a questo punto aggiustiamo di sale e pomodoro. E mettiamo un paio di mensole di brodo di cottura di pasta. Tutto live, vedete ragazzi? Copriamo un paio di minuti. Se volete anche adesso un pizzico di petrosino ci potete mettere ragazzi senza problemi, dico siamo 959, da lei che stai facendo a casa, fettucce alla ragozza, un spettacolo di spettacolo, dai, mondo fe, tutte vive, adesso certamente passiamo alla sopra, però facciamo cuocere adesso il pomodorino, il datterino e copriamo per circa un paio di minuti. Qua il coperchio. Il coperchio, ok, spettacolo, copri. Nell'occasione ragazzi, lo sai che faccio? All'occasione abbiamo un paio di minutini, sai che faccio? La saluto al Masino che stamattina mi diceva l'ho detto con l'ostico e io prenderò pure ragazzi in live, dai. Lo spettacolo, Ragazzi, non ho fatto mai abuso però di queste cose perché sono sempre frutti di mare a crudo. Ok? La spuzzatina è mia. E io. Se la magna. Ragazzi, usa pure l'umano. Ok. Vediamo a che punto siamo. Ragazzi, naturalmente un reattore. I fornelli da casa sono un po' più lenti. Con il reattore naturalmente faremmo un po' più veloci. Ci siamo, ma dove? Guarda che spettacolo. Rigiriamoli di nuovo. Allora vediamo a che punto è la pasta. Che poi andremo a mantecare tutto qua dentro. Copriamo di nuovo. Vediamo a che punto è la pasta, ma dove fai? Niente, ancora è viva. Ok, un altro paio di minutini che si cuocerà pure il pomodoro. Ti ha appezzata di stocca. Ok, facciamo un po' di sbarazzo. Naturalmente quando i soffiatori non possono mancare. Ci sono sempre e cerca un corallo non ha ghiacciato un po' mancare ragazzi. Il melone ghiacciato non può mancare la domenica. Adesso andiamo a mettere le nostre aragoste in un piatto che già sono cotte ragazzi, li mettiamo da parte, dai cerca ragazzi, deve rimanere la polpa bianca in modo tale che non diventa dura, deve rimanere morbida così, vedete ragazzi, dai come lo spicchio, che spettacolare, vedete? Ok. Se no se cuoce troppo la ragosta diventa anche dura e mettiamo da parte. Facciamo cuocere un altro paio di minuti di datterino che poi lo andiamo a frullare con un mix di immersione. E chi cerca ragazzi? Faccio il gioco datterino che è il risultato che ha. Io lo lascerei anche così il pomodorino datterino, però mia figlia non piace, cavolo che c'è, a mia figlia non piace che si vede il pomodorino, lo andiamo a frullare con un mix di immersione, però se voi volete lo potete lasciare così, abbassate le fettucce all'interno e mantecate tutto spettacolo, vedete ragazzi, il suo pomodorino datterino cotto con le nostre aragoste, sfumato completamente perché si è collegato adesso. Ok, adesso andiamo a frullare il nostro datterino che già in un paio di minuti è quasi cotto, speriamo che non facciamo danno.
Vabbè. Sì, tu la buona finisce la no? Sì, ma si sta sciogliendo la Ok, pasta. non lo posso fare. Allora, mix di immersione. Vedi, tutto là. E ci sono tutti i sapori. Spettacolo, ripeto sempre, se a voi non piace, non c'è bisogno di filare. Potete lasciare anche intero che facciano quella figura. Allora, così è buonissimo. Ricordiamo che è tutto fresco, non usiamo prodotti. Lo mettiamo di nuovo qua, ragazzi. Adesso andiamo a mantecare le nostre fettucce al lentello. Un spettacolo. Assaggiatelo di sale, di pepe, come vi sembra. Una ce la mettiamo, ragazzi. Qua, tale che spettacolo. Andiamo la mettiamo pure qua. Vediamo a che punto sono le nostre. Vi facciamo fare una riscaldatina di nuovo all'aragosta. Vediamo a che punto sono le nostre linguine di cottura. Spadelliamo e impiattiamo. Ci sono quasi, ragazzi. Sì, siamo quasi. Ok. Alla crema, ragazzi. Vedete il spettacolo che fece. Ok. Riscaldati. Teniamo l'arriere, che sono ben caldi. Giusto? Mettiamole di nuovo in un piatto. Allora che cerchiamo? Allora spettacolo. Ok. Questa cosa la possiamo pigliare sale in qui. No, c'è il forchettone. No, perché tu chi Qua. non è meglio. Ok. Abbiamo fatto mezzo chilo di pasta, ragazzi. Mezzo chilo preciso. E combinando un macello, ce n'è nata comunque. Si vede che abbiamo un po' di spazio ridotto, però ragazzi, il risultato finale è sempre Poi si quello. pulisce. Il risultato finale è sempre quello. E cerchiamo, aspettare. Facciamola ben mantecare. Se volete potete aggiungere anche pezzettini all'interno dell'aragosta senza problemi. Non fatevi scrupoli quando cucinate a casa, che alla fin fine la mamma in cielo non ha, ok? Adesso mettiamo un po' di pezzetti di aragosta. Lei cerchiamo, così vedete ragazzi, tutto live. Mettiamoci pezzettini di aragosta. La facciamo cucinare almeno un paio di minutini. Che cerchiamo? Allora spettacolo. Mettiamo tutto all'interno, pezzettone, senza problemi. L'ultima ce la metto. Dell'abbondante, non dovete. Allora che cerchiamo? Isa. Isa con l'aragosta, Isa. Ok. Povera me. Tranquillo, ma facciamo un primo piano dopo e facciamo un bellissimo impiattamento. E allora, quanto siamo? Guardate. Madonna mia. La crema ragazzi, avvicina. Ahí cercamos la cremosità, alla spettacolo. Ok, spegniamo Pulisco, tutto. ma mangio bene però. Il gioco ne vale la candela. Ok, ma dove?
Oh. L'impiattamento tutto live, ragazzi, abbiamo come la fare qua. Un forchettone e poi qua. Vediamo. Guarda che è cremosa, ragazzi. C'ha profumo. È sempre buona domenica a tutti voi. Tutto per passione, ragazzi, da lei c'è Cagren. Lei c'è Camodoro. A piacere, un pochino di fluorescenza, a piacere, ragazzi, è per finire una bella spruzzatina di pezzosino. Sai chi cerca, ragazzi, capolavoro, non è capolavoro, ragazzi, capolavoro, sai chi cerca, sai che spettacolo. Ok. Faccio un bello primo piano, faccio vedere il suo piatto a 5 stelle. 10 stelle. Dopo facciamo pure l'assaggino in diretta. E poi diciamo che vi saluto tutti. Una bellissima buona domenica. Quando vi dico solo uscite, andate al mare. Che deve andare a passeare con la famiglia. So cosa da fare, l'importante è che la domenica. Oh, assaggino live. Ragazzi, questo dicchio da ragosta, vediamo pure. Oh. Ma che era? Ragazzi, la fine un mondo. Buona domenica a tutti, ragazzi, lo spettacolo, gli spettacoli, vi voglio bene. Ciao.